In 3 minuti il TG del quotidiano La Nazione Siciliana. La cenere sommerge Catania, aeroporto riapre a sera. Di nuovo un'intensa pioggia di cenere su Catania e i comuni etnei nella notte di martedì. Aeroporto chiuso per l'intera giornata, riaperto parzialmente dalle 18. Grossi disagi per tutto il catanese e in molti a proteggersi dalla cenere con gli ombrelli. Il cratere Voragine è entrato di nuovo in piena attività con una nuvola alta a 8 km e notevoli boati. In tutti i comuni coinvolti divieto di circolazione per i mezzi a due ruote e obbligo di velocità ridotta. Sud chiama Nord, il Movimento 5 Stelle corteggia la Vardera? Sono rimasti 4 amici al bar, ma potrebbero diventare 3. Sud chiama Nord aveva eletto 8 deputati regionali nel 2022, ma dopo le ultime sconfitte elettorali sono rimasti in 4. Cateno De Luca, che adesso fa il capogruppo, e i 2 deputati eletti nella roccaforte messinese, Matteo Sciotto e Giuseppe Lombardo. Oltre a loro il solo Ismaele Lavardera, che pare sia fortemente corteggiato e tentato dai 5 Stelle. Resisterà? La manovra va in aula, ma i soldi non bastano. Il nuovo assessore all'economia Alessandro Dagnino giurerà domani nell'aula dell'Ars e sempre domani la manovra economica verrà incardinata per l'Aula, che l'approverà per la fine della prossima settimana. Con gli emendamenti del governo la manovra, che adesso è in commissione bilancio, ha raggiunto un importo di circa 140 milioni. Resta poco per la promessa di spazio per gli emendamenti dei deputati, ma sembra che vi siano state rassicurazioni su un ampliamento ulteriore della cifra disponibile. Gli impegni di Lollobrigida e il G7 Agricoltura. Il ministro Lollobrigida a Siracusa per un sopralluogo in vista del G7 dell'Agricoltura che dal 26 al 28 settembre si terrà nella città aretusea. Ha tenuto un incontro sulla grave crisi dell'agricoltura a causa della siccità con le associazioni dei produttori, Coldiretti, Confagricoltura, SCIA e Copagri. Il ministro ha assicurato la costituzione di un tavolo permanente che verifichi l'attuazione delle opere necessarie a fronteggiare la siccità. Patto Regione Invitalia per 4 ospedali a Palermo. Polo di eccellenza pediatrico, nuovo policlinico, ospedale Palermo Nord Polo oncoematologico e ristrutturazione dell'ospedale Cervello. Sono questi gli ospedali da realizzare per i quali è stata firmata la convenzione tra Regione e Invitalia per 750 milioni che rientrano nell'accordo sulla spesa dei fondi per l'edilizia sanitaria. Invitalia supporterà la Regione svolgendo attività di centrale di committenza e di supporto tecnico operativo. Tamaio punta su filiera siciliana dei cereali. L'assessore Tamaio ha incontrato il distretto produttivo Cereali Sicilia. Si punta, ha detto l'assessore, a creare un'offerta interamente siciliana, partendo dal grano e ad organizzare una filiera della produzione di pasta e prodotti da forno utilizzando esclusivamente cereali locali, lavorati e trasformati nella nostra regione con le risorse del territorio siciliano. Oggi è tutto. Per l'informazione del quotidiano La Nazione Siciliana. Il nostro sito è www.lanazionesiciliana.eu.